attimo signore. Allora grazie a tutti di essere venuti, siamo felicissimi, siamo nuovamente qui per la festa dei libri e delle rose, un appuntamento che noi ormai da tantissimi anni dedichiamo ai libri e alle rose, perché è nato in realtà il 23 di aprile in occasione proprio di una festa mondiale che viene poi celebrata in particolare in Spagna, dove c'è quest'usanza. La signora dona un libro al suo amore e l'amore restituisce una rosa. L'avevamo iniziata così tanti anni fa, poi succedeva che il 23 di aprile c'era sempre brutto tempo e allora ci siamo spostati un po' verso maggio. Intanto il Ministero ha istituito proprio il
il mese di maggio come mese del libro, per cui insomma il mese delle rose, il mese del libro, direi che ci siamo. E quest'anno abbiamo un appuntamento particolarissimo. Intanto ringrazio le signore meravigliose del gruppo Via col Vento di Savona, che sono qui in veste di signore ottocentesche, direi in visita a una corte sabauda. Poi ovviamente avete visto il titolo della conferenza, abbiamo invitato e siamo felicissimi perché abbiano accettato di venire qui le nostre due relatrici, che sono Maria Rosa Maria Rosa Marsilio, che non ho sempre il terrore di sbagliare, e Daniela Amato, che sta in disparte e ci portano questa bellissima conferenza che ci racconterà di regine, di principesse, di avventuriere, ma perché? Del regno sabaudo. E ci sono degli scoop in realtà. Voi sapete, noi siamo all'interno del giardino di Villa Groppallo. Villa Groppallo in realtà è una villa che ha origine già nel 1600 e apparteneva alla mensa vescovile, cioè apparteneva al vescovo tutto il terreno che era detto dei Paltani, che andava appunto possiamo dire da Zinola sino a Valleggia. Era un terreno per la maggior parte paludoso, ma in buona parte venne nei secoli bonificato e a un certo punto entra in qualche modo prima in enfiteusi, che è un termine strano per dire una sorta di affitto, che è un affitto che veniva però ceduto da padre in figlio alla famiglia De Mari. A un certo punto la famiglia De Mari non lo vuole più mollare, visto che aveva bonificato e aveva fatto tantissimi lavori. Scopriremo oggi che questi De Mari, la famiglia genovese, in realtà è molto legata a Savona e ai Sabaudi, al mondo sabaudo. Quindi io ringrazio ancora una volta le signore del gruppo Via col Vento con i loro meravigliosi costumi e lascio la parola prima Mary, quindi alla nostra relatrice. Grazie a voi dell'invito. Grazie. Ci tengo a sottolineare che le ragazze questi vestiti se li fanno tutti da sole, non comprano nulla, sono tutti autofatti, cuciti, hanno proprio un laboratorio loro di cucito, quindi chapeau a tutte quante. Metà gruppo oggi non è con noi, perché l'altra metà del gruppo è in un'altra manifestazione, le chiamano ormai da tutta Italia, sappiatelo, dappertutto vanno, dappertutto, quindi Savona sempre sugli scudi e sugli onori. Vi ringrazio, vi lasciamo tornare ai vostri balli e quindi partiamo con questa conferenza, velocissimi, saremo veloci perché c'è vento, ma soprattutto perché abbiamo tante cose da dirvi. Intanto ringrazio Daniela, la biblioteca, il comune di Vado Ligure per questa cosa. E ringrazio Donatella che ha avuto il coraggio di invitarci, nel senso, perdonatemi, perché questa conferenza, qualcuno lo sa, è stata proposta un mese fa circa, il 28 marzo, a Savona, in Pinacoteca. E è la prima volta, credo, che mi accade che mi si richiede di fare la stessa conferenza un mese dopo. È una cosa bellissima per noi, vuol dire che veramente siamo davvero, c'è interesse e siamo brave. Lei non vuole che lo dica, ma io lo dico. C'è tantissimo lavoro dietro, archivio di Stato, ricerche, non ci siamo fate mancare nulla, ma soprattutto sappiate che tutto quello che noi vi raccontiamo è tutto controllato sui testi. È vero, internet c'è tanto, ci sono delle belle cose, serve, però attenzione che i testi devono essere giusti, devono essere corretti, noi dobbiamo confrontare a volte e grazie a questa pignoleria che abbiamo io e Daniela insieme, potrebbe essere un matrimonio il nostro, ha scoperto Daniela, grazie all'Archivio di Stato di Savona, un documento originale perché a Savona morì la regina di Sardegna, la regina vedova di Sardegna, pochi di voi lo sanno. Savona e Savoia sono sempre stati legati, anche se un comune a cui avevo proposto questa conferenza, che sta più in là ma non vi dico che comune è, mi ha risposto: ma i Savoia non c'entrano niente con la Liguria. No, assolutamente. Abbiamo un legame, addirittura Loano era già sabauda nel 1700, quindi attenzione, Genova forse un po' ce l'ha ovviamente con Savoia, ma Savona, probabilmente anche per rappresaglia contro i genovesi, che proprio non c'è amore, li ha sempre accolti bene i Savoia, venivano anche a vedere il santuario, a fare delle gite, quindi i Savoia qua hanno sempre bazzicato, in un modo o nell'altro sotto traccia, si sono preparati il terreno per quello che poi vi racconterò, ma faremo due step. Il primo step, il mio, inizierà più avanti, vi racconterò alcune donne, alcune che conoscete, alcune sconosciute,
ma vi facciamo partire addirittura 50 anni dopo, come fanno in televisione, con i documentari nuovi. Partiamo dall'anno 1849, che è un anno simbolo per questa dinastia, sconfitta di Novara e abdicazione di re Carlo Alberto, quindi già c'è qualcosa che ci racconta. Ma proprio marzo 1849 a Savona muore la regina vedova di Sardegna, che era qua, stabile, a farsi un po' di cure, a passare dell'ozio con una delle famiglie più importanti di Savona, la famiglia De Mari, di cui Daniela è la conoscitrice, diciamo la... possiamo dire. Allora, lascio la parola a Daniela, perché ha fatto delle scoperte eccezionali, e vi dico soltanto che di questa scoperta adesso parla anche l'intelligenza artificiale, perché voglio dire, micio micio bau bau, come si dice dalle mie parti, no? Daniela Amato, per voi. Grazie. Grazie Mary. Allora, inizialmente, scusate, non ho molta voce, mi sentite bene? Cercherò di essere veloce, raccontare le notizie più importanti, che sono tantissime, però non possono essere tutte, quindi cercherò di... vi faccio ombra magari sulla slide, purtroppo non si vede molto, comunque questa tanto iniziale è soltanto un'immagine di Maria Cristina, come diceva, Maria Cristina Amalia Teresa di Borbone e Due Sicilie, la regina che morì a Savona. Se passiamo già all'immagine successiva, inizierò a dirvi questo. Allora, la famiglia De Mari, ho alcuni appunti per evitare di dimenticare appunto alcune cose importanti, farò una piccolissima digressione sulla famiglia De Mari. La famiglia De Mari è una famiglia importantissima, ricchissima, che discende da Stefano e Gerolamo De Mari, che questo Gerolamo nel 1699 era doge a Savona. La famiglia De Mari era di Genova, però in realtà nella metà del 1600 arrivò a Savona. A Savona aveva un ruolo importantissimo, era una famiglia molto ricca, molto potente anche a livello politico, e aveva residenze ovunque. Vi ricorderò soltanto nella zona di Savona, tralasciando quelle di Genova, la residenza di Cairo Montenotte. Ad esempio a Cairo Montenotte vi è un palazzo che è Palazzo De Mari, un bellissimo palazzo, una residenza costruita nel 1825 proprio dall'architetto Barabino, che ha poi costruito il Carlo Felice a Genova. Un'altra residenza molto importante era a Savona, in via del Mercato Vecchio, e ricordate questa residenza perché è molto importante, questo palazzo settecentesco che era forse la residenza più bella, più sfarzosa della nostra Savona settecentesca. Poi avevano altre residenze, e poi qui a Vado una residenza, come ha anticipato Donatella, che non vedo, che ringrazio, eccola lì, che ringrazio tra l'altro per le ricerche fatte, che ci hanno molto aiutato e aperto certe porte, quindi ci hanno portato poi a darvi queste notizie. Come vi dicevo, questa era la villa De Mari dei Marchesi De Mari a Vado Ligure. Voi, come diceva, la conoscete molto probabilmente come Villa Groppallo. In realtà andiamo un attimino, facciamo un balzo indietro, tanto per dirvi come è arrivata alla famiglia De Mari. Questa immagine, non so se riuscite a vederla, se è troppo chiara, è un disegno del 1726 realizzato a china ed acquerello su carta. Cosa rappresenta? Questa è rappresentata al centro, non so se vedete, la parte centrale è la villa che vedete al vostro fianco, quindi Villa De Mari, con ai lati due murature, una a destra e una a sinistra, e due edifici più piccoli che molto probabilmente erano per i fittavoli o comunque per i manenti. Questo disegno risale, come vi dicevo, al 1725, ma in realtà la presenza dei De Mari, senza fare poi tutti i passaggi, partiamo dal primo De Mari, risale al 1707. 1707 abbiamo un De Mari di nome Cesare, che era strettamente legato, perché era figlio di quel Gerolamo che dicevo prima, che era doge nel 1699, da cui poi la discendenza fino agli ultimi De Mari dei giorni d'oggi. Questa tavola rappresenta innanzitutto una parte della tenuta. Questi disegni erano stati fatti proprio per
questi lavori di ristrutturazione di Cesare De Mari, che in realtà voleva rendere questa zona e questo edificio, che ai tempi era molto più rustico, più elegante, più importante e degno di una famiglia come era quella dei De Mari, sorella del nostro vescovo De Mari, che aveva sposato un importante personaggio della Genova di allora, che era Marcello Durazzo. Ecco, da qui il cognome. Successivamente, saltiamo 25 anni per accelerare la narrazione, arriviamo al 1845. Nel 1845 la proprietà passerà alla sorella più piccola, la sorellina di Nicoletta, che si chiamava Camilla, Camilla che aveva, nel frattempo era cresciuta, perché nel 1820, quando Nicoletta diventò per eredità proprietaria, e non era nemmeno ancora nata Camilla, perché nacque proprio nel gennaio del 1820, quindi poi nel 1845 divenne proprietaria e nel frattempo aveva sposato un Groppallo. Tra l'altro Groppallo è una famiglia che si era insediata a Genova nel 1300, ma in realtà arrivava dall'Emilia. Una cosa particolare, poi cambiamo slide per accelerare, scusate se vado un po' di fretta, ma Groppallo con una P sola, perché la famiglia Groppallo è conosciuta come Groppallo con una P, ma per un errore probabilmente di trascrizione questa villa invece è stata sempre identificata come Groppallo con due P, dell'ultima marchesa che mi sono state concesse dalla famiglia De Mari. Allora, la Liguria entra a far parte del Regno di Sardegna ufficialmente il 1° gennaio 1815, ma ci entra con i Savoia, con la dinastia principale, ma dopo poco arriveranno i Savoia-Carignano. La dinastia principale dei Savoia ha un grosso problema, non ha eredi maschi. Voi sapete, se non lo sapete ve lo dico, i Savoia seguono la legge salica. La legge salica impone di avere un erede maschio e per una serie sfortunata, loro poverini, gli ultimi 3 re di Sardegna, quindi parliamo di 3 fratelli in rapida successione, Carlo Emanuele IV, Vittorio Emanuele I e Carlo Felice che era il marito di quella che è morta qua a Savona, della regina. Non hanno figli maschi, soltanto uno di loro ha delle figlie femmine, aveva un figlio maschio ma è morto bambino, quindi gioco forza già da qualche anno loro si cominciano a interessare a un unico erede della dinastia parallela a loro, il Savoia-Carignano. Conosciamo il Savoia-Carignano. Per arrivare a Carlo Alberto di Savoia-Carignano vi volevo parlare di 2 principesse. Allora, le persone che vi farò vedere dopo le conoscete di sicuro, qualcuno l'avete già sentita, parleremo della Bella Rosina, l'avete già sentita, ma vi parlo poco di loro. Ma io vi parlo di persone, di queste donne che non conoscete, sicuramente le conoscono proprio gli storici. Questa Maria Giuseppina Teresa di Lorena Armagnac è la nonna di Carlo Alberto, diventa la nonna, è altezza reale, casata di Guise di Rouen, quindi abbiamo un bel parterre. Come vedete, Vittorio Amedeo di Carignano sposa una francese, come vi dicevo prima, hanno palazzi a Parigi, hanno palazzi a Torino, però lei è francese, viene in Piemonte, sgomita un po' con la corte dei Savoia, perché c'era la dinastia legittima un po' imparruccata ancora, no? Loro sono più brillanti, sono già vicini, no? Alla rivoluzione, i pensatori. Quindi lei, suo figlio Carlo Emanuele di Savoia-Carignano, punta i piedi e lo vuole fare educare alla francese. In quel momento re Vittorio Amedeo di Savoia è il capo comunque della casata, anche se tu sei una Savoia-Carignano ma sei sempre Savoia, il capo della casata ordina, dice chi ti sposi, dice come devi educarti i figli, e funzionava così. E c'è un po' di diatriba. Ma di che cosa vi voglio dire di Maria Giuseppina? Mi sta molto simpatica, leggeva tantissimo, aveva ovviamente una biblioteca enorme, ma soprattutto aiutava anche i poveri di Racconigi, dove loro stavano in quel momento. Ha avuto sempre una serietà anche nobiliare, se vogliamo, nel momento in cui ci fu una grande carestia nel settore del telai, che era in quella zona del torinese. Si inventa di rifare tutti i giardini della reggia per poter dare da mangiare a questi poveretti, insomma. Diciamo che aveva una sensibilità non comune per una nobile del Settecento. Anche nel testamento lascerà soldi ai poveri del torinese. Ha un grande merito, oltre ad aver fatto studiare suo figlio Carlo Emanuele al collegio militare di Sorezé in Francia, sceglie la moglie per suo figlio e sceglie Maria Albertina di Sassonia, principessa di Curlandia, Maria Cristina, una sassone.
Quindi sposta un po', diciamo, l'orbita, trova questa perla, adesso lo conosceremo meglio, mi sta un sacco simpatica, Maria Cristina, principessa di Curlandia, che voi direte, dov'è la Curlandia? E adesso fa parte della Lettonia, è dalle parti sopra la Polonia, no? È una ragazza eccezionale, ve lo dico, pochi la conoscono, la mamma di Carlo Alberto. Nasce dal matrimonio, lei è nipote del re di Polonia da parte di padre, figuratevi, suo padre è l'elettore di Sassonia, ma sua mamma è una semplice contessa, una contessa polacca, ma non di così alti natali per poter essere presentata alla corte di Dresda. Quindi suo padre sposa la contessa di nascosto e quando muore il padre re dichiara il matrimonio. La corte di Dresda non l'accetta perché la ritiene di troppi bassi natali. Sfortunatamente Maria Cristina nel giro di pochi anni, a 16-17 anni, rimane orfana di entrambi i genitori. La corte le volta alle spalle, tranne una zia che la prende con sé in un castello della zona sassone e anche lei si dedica alla lettura. Non ho trovato, ve lo dico, è la prima volta che non so, come Maria Giuseppina Teresa scelga la sposa di suo figlio, perché andarla a cercare questa perla nascosta, tra l'altro lei muore prima del matrimonio di suo figlio, ma riescono lo stesso a sposarsi, lui va direttamente a prenderla a Dresda perché Maria Cristina dà già prova di grande carattere e dice no, non lo sposo se non lo vedo, non era mica normale a quei tempi, si sposano, vanno a Torino, ma vanno a Torino nel 1797 in pieno arrivo delle armate francesi. Cosa succede a Carlo Emanuele di Savoia? Che lui, educato comunque a liberté, égalité, fraternité, all'inizio combatte contro le armate che arrivano qua, no? La battaglia di Montenotte, Dego, tutte quelle robe lì, e poi ad un certo punto invece passa coi francesi. Dice, no, passa coi francesi, tutte e due hanno studiato i pensatori, tutte e due hanno studiato la libertà, passano coi francesi, quindi diventa monsieur, non è più principe. Quelli gli sequestrano tutto, non gli sembra vero, però mal gliene incolse, perché a quel punto lì né il Regno di Sardegna né i sovrani si fidano di lui, ma neanche i francesi alla fine si fidano di lui. E il congresso di Vienna decide cosa fare del Regno di Sardegna, lo mettiamo con la Liguria, facciamo uno stato unico, lo sappiamo, Genova non è contenta, è quello che sarà, ma è così, è deciso, punto. Ma è un po' che si preparava la cosa, perché il Piemonte doveva essere sempre lì uno stato cuscinetto tra la Francia e gli austriaci. Velocemente la Bella Rosina la conoscete tutti, non parlo per troppo perché siamo veramente di corsa e non voglio tediarvi oltre. Mi date ancora 10 minuti? Ok. Bella Rosina, lo sapete, ha 2 figli, figlia di un tamburo maggiore dell'esercito, la sposerà morganaticamente prima della fine della sua vita. Non stiamo a dire più di tanto di lei perché hanno scritto romanzi a non finire, vi faccio solo vedere alcune delle foto molto carine che ho trovato, ma soprattutto vi volevo dire una cosa della Bella Rosina, il figlio Vittorio Emanuele Guerrieri di Mirafiori, che sarà colui che fonderà la casa vinicola di Fontanafredda. Conoscete i vini di Fontanafredda? Diventerà un grande appassionato, un grande enologo, studierà tantissimo, muore giovane purtroppo, avrebbe avuto forse meritato qualche anno di più proprio anche per queste sue capacità imprenditoriali, che passano poi comunque in misura minore ai figli. Uno morirà a Genova a Pegli con una caduta da cavallo e fino agli anni 40 così sarà ancora in mano alla famiglia per via femminile. Adesso è un trust internazionale, la tenuta di Fontanafredda, ok? Però diciamo che rimane l'impronta sabauda. La sorella invece era un po' una testa calda, aveva sposato in rapida successione 2 fratelli, uno era morto, si è sposato quello dopo, gli Spinola, non so se dice Spinola o Spinola di Genova. Spinola, grazie, scusate, perché d'altronde io sono piemontese e me lo ricordo. Quindi gli Spinola di Genova ne ha sposati 2 in rapida successione, poi ha sposato un altro, ma non è finito. La signora dice che non era bella, ma piaceva a lui, noi chi siamo per dirlo? Diciamo che era un po' tanta, come la Fanta, come si diceva. Sarà anche l'alimentazione dell'epoca. Tenete conto che l'alimentazione dell'epoca era molto ricca, a loro piaceva la buona tavola, era una brava cuoca, una buona forchetta, infatti anche Vittorio nelle foto poi ci diventa un po' importante. Ringrazio le 2 relatrici meravigliose, è stato veramente interessantissimo.
e anzi veramente ci sarebbe da approfondire il mille, quindi vi inviteremo sicuramente ancora, anzi ho già delle idee, ma va bene, ce le teniamo per il futuro. E, grazie a tutti, grazie al Comune, grazie al CID che mi aiuta sempre la biblioteca tutti gli anni e che anche quest'anno ha preparato un bellissimo rinfresco per grandi e piccini. Mi dicono di chiedervi se volete rimanere seduti, vi porteranno un piattino perché è un po' complicato da mangiare in piedi, però ovviamente ci mancherebbe, potete anche alzarvi. Un piccolo omaggio floreale alle signore, alle nostre relatrici, perché ovviamente è la festa delle rose, quindi grazie ancora. Ecco, grazie a tutti e al prossimo anno, grazie. Una cosa però ve la dico, intanto grazie, siete stati pazientissimi, mi raccomando, tu porta la termine stasera, quanto manca? Maschio o femmina? Maschio, Carlo Alberto. Vittorio Emanuele. Ludovico I. Vi richiedo solo una cosa: divulgate le nostre storie di donne, divulgate sui social, divulgate dagli amici, divulgate dove volete. Facciamo parlare queste donne dimenticate dalla storia. E grazie a Donatella davvero che ha avuto questa idea meravigliosa di poterne parlare. Sono donne scomparse, famiglie scomparse, famiglie savonesi scomparse, donne di Savona scomparse, tantissimo da raccontare, quindi seguiteci sui canali social, seguite l'associazione GPN 2010 che propone anche trekking, gite e quant'altro, seguite le nostre conferenze, visite guidate e speriamo di rivedervi al prossimo evento. Grazie a tutti.